Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona settimana, cari ragazzi. Questo augurio vorrei accompagnarlo con le parole del Salmo responsoriale, la preghiera tratta dalla Bibbia che si legge tra la prima e la seconda lettura, il Salmo 26 che abbiamo ascoltato ieri nella liturgia domenicale. È un salmo molto bello che ci apre alla fiducia e dice parole significative per questo nostro tempo, segnato dalla incertezza, dalla violenza, ahimè, dalla guerra. Vogliamo pregarlo insieme questo salmo, facendo in modo che diventi la preghiera dell'umanità, in modo particolare la preghiera della popolazione ucraina che sta subendo ancora gli orrori della guerra. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me. Rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto. Non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Mi piacerebbe che almeno una frase di questo salmo rimanesse in ciascuno di voi, che potesse questa diventare la preghiera della nostra settimana. La ripeteremo ogni giorno alle 7:50 qui nella cappellina del Cenacolo. L'invito è rivolto a tutti voi. La scorsa settimana molti hanno accolto l'invito a ritrovarci insieme per pregare per la pace. 5 minuti per la pace, l'impegno della nostra Quaresima. E questo si accompagna anche al piccolo segno di solidarietà che vi abbiamo chiesto a favore dei profughi ucraini. Ve lo ricordo proprio come un bel segno anche di amicizia, di condivisione tra di noi. È bello condividere non solo le cose gioiose, ma anche gli impegni che ci prendiamo. E allora, con tutti questi sentimenti, riconoscendo che il Signore è nostra luce e nostra forza, nostra salvezza, andiamo avanti nel cammino di questa settimana. Concludo questa preghiera invitandovi a un pensiero buono nei confronti di un nostro sacerdote che viveva da 5 anni qui in Barbarigo, Don Giuseppe Masiero, che improvvisamente ci ha lasciato giovedì scorso. Un uomo, un prete buono, che ha speso tutta la sua vita per la giustizia e per la pace e ha dato una grande testimonianza di fede, annunciando il Vangelo soprattutto nel mondo del lavoro, tra gli operai, gli imprenditori. A lui il nostro pensiero a conclusione della preghiera settimanale. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.